Un nuovo ordine del giorno che sottolinea in modo fermo che il Nord-Est ha bisogno di riavere quello che è stato polverizzato dai crack tecnici di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, risparmiatori che avevano affidato i propri portafogli alle banche del territorio, che si sono trovati con un pugno di carta straccia e che ora si aspettano dal governo lo sblocco del fondo. Ha impegnato nuovamente il governo ad accelerare i tempi, ad aumentare il fondo. Sui tempi c'è già una roadmap, anche se si tratta di anticipi solo per chi ha già avuto la pronuncia dell'arbitro. Per i saldi invece ci sarà da attendere quantomeno il 2019. Già entro fine anno una parte di risparmiatori che hanno fatto sto ACF prenderanno il 30%, che se rimane l'impianto precedente è considerato un acconto. Entro il 31 gennaio il governo, questo, si è impegnato a fare il decreto attuativo di tutto il fondo. Sull'altro versante le associazioni chiedono intesa di sbloccare i fondi per i casi di difficoltà conclamata, attualmente congelati in vista di possibili cause civili. Abbiamo sollecitato al governo di chiedere a Banca Intesa, quindi di fare pressione a Banca Intesa, di sbloccare i 100 milioni che erano per i casi di difficoltà. Ed ora i risparmiatori tendono anche una mano al comune di Vicenza. Noi abbiamo i documenti, spiega Miatello, ma ci servono 90.000 euro. Facciamo un accordo e definiamo assieme come proseguire la battaglia.